Buongiorno e benvenuti a questa edizione, la prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Avevo un demone dentro, un ex giocatore d'azzardo di Palermo racconta: vivevo solo per le scommesse. La sorella di Santorre, il pasticcere ucciso a coltellata a Catania da un posteggiatore abusivo. Sono passati 3 mesi e non c'è ancora un movente. La Sicilia in piazza per ripedire il no alla guerra nella striscia di Gaza. Slitta di qualche giorno la partenza dalla Sicilia della Global Sumud Flottiglia. Un caso di West Nile a Palermo. A risultare positivo al test della febbre del Nile è un palermitano di 30 anni residente a Voghera. La felicità, secondo Camilleri, a 100 anni dalla nascita. Anche il presidente Mattarella ha ricordato il grande e amatissimo scrittore siciliano. Calcio, 4 gol per il Catania nel match a Massimino contro il Monopoli. Colpo del Trapani in trasferta contro il Sorrento. Stasera toccherà a Siracusa. E sempre per il calcio, il direttore sportivo del Palermo Osti: sensazioni positive, centrati tutti gli obiettivi. Parliamo di gioco d'azzardo. Palermo è una delle città dove si gioca di più. Abbiamo raccolto l'intervista a un ex giocatore. Vivevo solo per le scommesse, ha raccontato a Marco Gullà. Boom del gioco d'azzardo a Palermo. Nel 2024, nel capoluogo, il volume complessivo delle giocate tra canali fisici e digitali ha raggiunto i 2,39 miliardi di euro, con una spesa media pro capite di 4.548 euro per adulto. Le perdite complessive stimate sono pari a circa 280 milioni di euro, con una crescita evidente della raccolta rispetto al 2019. Numeri decisamente preoccupanti. Palermo è tra le città in Italia dove si gioca di più. La ludopatia colpisce tantissime persone e così abbiamo incontrato un uomo che a Palermo ha perso tutto a causa del gioco. Il calcio, il tennis, le slot machine, anche se comunque il mio pallino erano sempre le scommesse sul calcio. Io percepivo uno stipendio di 1.700 euro e ne giocavo al mese almeno 4.000, 5.000. Da dove li prendevo? Da dovunque, soldi di mia madre, di mio padre, rubavo anche a mia moglie, pur di giocare. Palermo si conferma così tra le città italiane con la maggiore incidenza del gioco d'azzardo sulla popolazione, con un impatto sociale significativo. Avevo questo demone dentro, alla fine comunque adesso con mia moglie sono riuscito a mantenere i rapporti, anche se non stiamo più insieme, però ho giocato molto. È un demone che ti prende, un demone che non riesco più a far uscire, che ti fa giocare su tutto. Tu ti alzi la mattina e pensi soltanto a giocare. Resta sempre alto il tema della sicurezza a Catania ed è tornata a parlare la sorella di Santorre, pasticcere ucciso a coltellate 3 mesi fa da un posteggiatore abusivo. Non abbiamo ancora avuto risposta, ha detto Emanuela Corsi. Siamo tornati ad Ognina, borgo marinaro di Catania. Sono passati più di 3 mesi dal quel pomeriggio del 30 maggio e di Santorre, il pasticcere ucciso a coltellate da un posteggiatore immigrato irregolare. Sembra che sia rimasto solo questo altarino realizzato dai familiari nel luogo del delitto. È qui che incontriamo la sorella Deborah, che quel giorno ha soccorso per prima il fratello in fin di vita. Purtroppo sono passati 3 mesi, non sappiamo assolutamente niente di quello che è successo, quindi aspettiamo che qualcuno ci faccia sapere il motivo perché è stato assassinato mio fratello. Una famiglia che brancola nel buio, rimasta senza santo e senza spiegazioni per una morte ingiusta e inaspettata. Le riprese non le abbiamo viste, quindi non sappiamo se realmente mio fratello era arrivato in macchina, se lui l'ha chiamato, se l'ha preso di dietro, non sappiamo niente. Sappiamo, io per quello che ho visto io quando è arrivato in casa, so che lui ha cercato di difendersi perché aveva tutte le braccia tagliate, a parte tutti gli organi vitali. Quindi lui santo si è difeso, però giustamente era un animale. Qui a Ognina poco è cambiato, i controlli sono ridotti al minimo. Se viene la municipale per controllare i posteggi e basta. Intanto i fatti di cronaca aumentano. Il 30 agosto un posteggiatore è stato ucciso in Corso Sicilia, mentre nei giorni scorsi 2 turiste sono state violentate da 3 giovani. In entrambi i casi i responsabili sono immigrati irregolari, così come l'assassino di Santoré.
Anche un italiano, un siciliano può commettere degli atti, però io a mio avviso dico che se un extracomunitario non è regolare, già conosciuto alle forze dell'ordine, deve essere immediatamente rimpatriato, in un modo o nell'altro, perché queste sono le conseguenze. Anche la Sicilia è scesa in piazza per dire il suo no alla guerra, al massacro in corso nella striscia di Gaza, tanti morti, sempre di più, tra cui bambini e giornalisti. Intanto è slittata di qualche giorno la partenza proprio dalla Sicilia della Global Summit Flotilla. Ieri cortei e manifestazioni in tutta Italia, noi siamo stati a Siracusa con Francesco Aloi. Siamo arrivati in un momento in cui non si può più fare finta di niente, siamo arrivati al momento in cui si deve dire basta. Basta al genocidio. Sulla striscia di Gaza il numero dei morti, tra cui tantissimi bambini, non accenna a fermarsi. Da quel 7 ottobre sono passati 700 giorni e il cessate il fuoco lo si chiede a gran voce anche nelle piazze italiane. Non ci fermeremo fin tanto che i governi nazionali e le strutture internazionali escano da questa debolezza politica. Intanto la partenza dalla Sicilia della missione umanitaria della Global Summit Flotilla è stata rimandata per permettere l'aggregazione delle altre barche partite da Barcellona e Tunisi. Questa è una missione che ha una valenza umanitaria molto importante. Noi cercheremo di riaprire un corridoio umanitario. Ma quella in atto a Gaza è una strage che non risparmia nessuno. Il giubbotto con la scritta Press, stampa, diventa non una protezione, ma un bersaglio su cui sparare. Oltre 250 i giornalisti uccisi. La libertà di stampa non esiste. Non si può attivare un silenzio stampa su quello che sta avvenendo, e poi soprattutto in Sicilia dovevamo essere in prima linea perché è una regione che ha pagato tantissimo, con gli 8 giornalisti uccisi dalla mafia e Maria Grazia Cutuli, altra collega uccisa in zona di guerra. C'è un caso di West Nile a Palermo, a risultare positivo al test della febbre del Nilo, un palermitano di 30 anni residente a Voghera. Sentiamo Marco Gullà. Un caso di West Nile a Palermo. Un uomo di 30 anni palermitano con il domicilio a Voghera, dove lavora, è risultato essere positivo al test del virus. L'uomo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale in Grassia 2 giorni fa con febbre alta e stanchezza e l'equipe medica ha intuito potesse avere contratto il virus della febbre del Nilo. Sono stati così fatti degli esami sul sangue che sono risultati positivi al virus. La conferma è arrivata dal laboratorio di biologia molecolare dell'ASP. Il paziente è stato così trasferito nel reparto di malattie infettive del Policlinico Paolo Giaccone. Il paziente continua a lamentare febbre e cefalea, ma le condizioni generali sono assolutamente buone, gli esami ematochimici sono normali, continueremo a fare ulteriori accertamenti, però ripeto, tutto sembra che stia andando per il meglio. A fine agosto l'allarme, poi sconfessato, era scattato per una donna di 73 anni che era stata ricoverata in terapia intensiva al Policlinico per un sospetto di West Nile. Il caso non rappresenta nemmeno una fonte di contagio per altre persone. Ricordiamo che una zanzara, anche se dovesse pungere questa persona, non sarà in grado di trasmettere l'infezione ad altre persone. Inoltre questo caso è stato acquisito a Voghera, quindi non in Sicilia. L'ultimo caso di West Nile in Sicilia risaliva alla fine di agosto. Una donna di 74 anni era stata colpita dall'infezione ed era stata ricoverata all'ospedale Papardo. La donna è stata poi dichiarata fuori pericolo. Analoga situazione a fine luglio a Catania. Quella volta fu un 74enne originario di Caserta a finire nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro. Continuano le aggressioni a agenti penitenziari da parte di detenuti nelle carceri siciliane. I sindacati parlano di ormai vera e propria emergenza. Davide Sardo. Violenza nelle carceri siciliane. Ad Agrigento la casa circondariale Pasquale Di Lorenzo è al centro di una grave emergenza. Negli ultimi 3 giorni 3 agenti della polizia penitenziaria sono stati feriti in aggressioni da parte di detenuti italiani. 2 con prognosi di 14 giorni, 1 di 8 ed una collega con una lesione all'arcata sopraccigliare. Un dialogo con i sindacati penso che sia necessario in una situazione così difficile, quindi speriamo che l'amministrazione a livello nazionale tenga conto anche
delle difficoltà che in questo momento la Sicilia e Agrigento complessivamente vivono e ci mettano mano realmente, perché siamo pronti a scendere in piazza a far sentire la voce dei lavoratori che oggi sono maltrattati, bistrattati, feriti, mortificati e umiliati, e i diritti gli vengono soppressi ogni giorno per garantire ordine e sicurezza e eventualmente anche il trattamento. A Palermo, nel carcere Ucciardone, un agente è stato aggredito da un detenuto nella 9ª sezione, colpito con pugni e calci. Trasportato al pronto soccorso, l'agente è salvo per miracolo. I sindacati denunciano un'escalation di violenze e una gestione inefficace. Secondo il segretario nazionale Mezzatesta, i carichi di lavoro sono insostenibili, gli straordinari imposti e non sempre pagati, il personale insufficiente. Il CNPP-SPP ha presentato un esposto alla procura per gli episodi di aggressione. C'è una pausa, ci fermiamo, torniamo tra pochi secondi per fare a nostro modo gli auguri ad Andrea Camilleri, che avrebbe compiuto 100 anni. 100 anni dalla nascita, sono state tantissime le iniziative per ricordare il grande e amatissimo scrittore siciliano. Sentiamo Orazio Longo. Una figura di primo piano del panorama culturale italiano e internazionale, lo ricorda così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Andrea Camilleri, nel centenario della nascita, il 6 settembre, un anniversario che non è soltanto una ricorrenza letteraria ma un momento di memoria collettiva, gli fa eco il governatore Schifani. E tra le tante iniziative a ricordo, tra cui quella della Regione, in collaborazione con il Comitato Nazionale Camilleri 100 al Teatro Antico di Taormina, continuano a crescere i like, i cuoricini, i messaggi di affetto e di vicinanza sotto il commovente messaggio scritto da Luca Zingaretti, il televisivo commissario Montalbano, sui social. Buon compleanno Andrea caro, qui ti si continua a volere un gran bene. Andrea Camilleri è morto nel 2019 a 93 anni, ci ha lasciato tante storie, tanti personaggi, una intera lingua, dalla fantasiosa Bigata alla reale Ragusa Ibla, Modica, Scicli e l'ormai eterna Punta Secca. La Sicilia che ha girato il mondo e che dal mondo è stata girata, in cerca di quelle immagini, di quelle location, di quegli scorci, di quei libri che altro non vogliono essere se non la ricerca, come diceva lo stesso Camilleri, di un momento di felicità. Io penso che la felicità sia una folgorazione che arriva mentre meno te l'aspetti e forse mentre meno te la meriti, ed è fatta di un nulla. Sapete, è come quelle farfalle che voi prendete per le ali, poi le lasciate andare, rivolano e sulle dita vi è rimasto un po' di polvere color d'oro. E adesso vi portiamo a Stromboli con lo spettacolo della danza aerea. Eva Spampinato. Il cielo sopra l'isola di Stromboli si trasforma in un palcoscenico mozzafiato. Tessuti, cerchio, pole dance, sospensione capillare. Uno spettacolo di arte performativa che vede roteare ballerine e performer sotto l'ombra del vulcano, in un contesto che unisce natura, mito e cultura mediterranea. Il primo anno abbiamo avuto 30 partecipanti. Oggi, che è il quarto, ne abbiamo ben 80. Da ogni parte d'Italia, da ogni parte del mondo. Stromboli Aerial Week nasce come un rito sportivo e negli anni trasforma l'isola in una meta ambita e riconosciuta nel panorama internazionale della formazione artistica e del movimento aereo. Non è stato facile perché Stromboli è un'isola bellissima ma presenta delle difficoltà logistiche non indifferenti. Soprattutto abbiamo cercato di trovare delle pietre peculiari dell'acrobatica aerea, ma non solo, anche della pole dance, e basandoci sia su quello che sia lo studio tecnico ma anche lo studio del movimento e la necessità di trovare l'unione tra la tecnica e il movimento. Una settimana di masterclass giornaliere con artisti e docenti internazionali e poi la conclusione con il Grande Show, uno spettacolo gratuito ispirato al mito del vento e al viaggio di Ulisse. Ogni anno turisti, popolazione aspettano veramente con ansia questo spettacolo. Stromboli Aerial Week avviene sempre la prima settimana di settembre, anche per destagionalizzare. L'evento ha un impatto diretto sul tessuto economico e turistico dell'isola, contribuendo ad allungare la stagione e a promuovere un turismo culturale e sostenibile. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva e tra l'altro con i 4 gol
del Catania, un poker al Massimino contro il Monopoli. A tra poco. Siamo alla pagina sportiva, partiamo con il poker rifilato dal Catania ieri sera al Massimino al Monopoli, rossa-azzurri in testa al campionato almeno sino a domani. Sentiamo Francesco Triolo. Cinico, concreto, autoritario sono i numeri però ad incoronare il Catania in questo avvio di campionato. 3 vittorie, 11 gol fatti, 0 subiti e galloni da capolista solitaria. Al Massimino cade il Monopoli rovinosamente. Finisce 4-0 dopo una partita giocata con grande attenzione e capacità dei rossazzurri di aggredire gli spazi nel primo tempo e chiusa nella ripresa dopo l'unico periodo, circa un quarto d'ora, in cui gli ospiti sono riusciti a creare qualche grattacapo ai padroni di casa, salvati da un grande intervento di Dini. Ma sin dall'inizio, con una sola variazione in partenza nell'11 Pieraccini-Percelli, il Catania ha fatto la partita e così dopo un tentativo di Donnarumma la squadra di Toscano passa su palla da fermo con Gherardi che svetta sul solito corner preciso di Ciccerelli. Il vantaggio mette in discesa la gara, anche se nella ripresa i pugliesi diventano più intraprendenti appunto per circa un quarto d'ora, con Foll che fa paura ma trova Dini, poi Longo che calcia debolmente. Entra Lunetta e diventa protagonista conquistando un calcio di rigore che Ciccerelli non sbaglia con un tocco sotto. 4 minuti e Aloy con un altro tocco preciso la mette nell'angolino, un'occasione per stop e poi Lunetta di sinistro la mette all'incrocio per il poker. Sono contento per i ragazzi, sono contento per la gente che ci ha sostenuto fino alla fine, l'entusiasmo che hanno trasmesso ai ragazzi e l'entusiasmo che i ragazzi hanno trasmesso a loro. È stata una bella giornata, non facile per come si potrebbe dire il risultato, però una bella giornata. Il Catania vola, è vero che la corsa è lunga, ma la partenza è stata migliore che mai. Il Trapani vince in trasferta battendo il Sorrento 2-1, reti di Grandolfo e Canotto. Stasera tocca al Siracusa impegnato nella difficile trasferta di Cerignola. Sentiamo Camarasana. Trapani Corsaro nella trasferta di Potenza dove ha incontrato il Sorrento. I Granata hanno vinto per 2-1 annullando quasi del tutto la penalizzazione di 8 punti, ma non è stata partita facile. A fine primo tempo era il Sorrento anzi a lagnarsi per il risultato di parità. Ai punti infatti avrebbe meritato qualcosa in più contro un Trapani che per lunghi tratti ha lasciato l'iniziativa agli avversari, in ritardo sulle seconde palle, poco aggressivo in fase di non possesso e lento nel gestire il gioco a centrocampo. Il Sorrento al 14° aveva anche segnato con Prescia, ma l'arbitro Renzi, insufficiente alla sua direzione, ha annullato per fuorigioco. La reazione del Trapani al 23° con Benedetti e un minuto dopo con Grandolfo, ma il portiere Arrasser si è opposto con bravura. Tra il 41° e il 43° Sorrento vicino al gol del vantaggio con Plescia, Piras e Cangianiello. Ad inizio di ripresa però il Trapani ha costruito la vittoria al 47° sugli sviluppi di un angolo, cross di Canotto e Grandolfo in agguato sotto porta è stato bravo a spingere il pallone in rete. Meglio articolata l'azione del secondo gol del Trapani al 58°, cross di Fischnaller dalla sinistra e assist di Grandolfo in aria per il destro vincente di Canotto. Trapani in controllo della gara fino all'87° quando Giron commetteva fallo su Sabatini, espulsione per il giocatore Granata e calcio di rigore per il Sorrento trasformato da Eugenio Dursi. Il Trapani, rimasto in 10, è stato costretto a stringere i denti rischiando il 2-2 al 99° con Santini che di testa ha spedito al lato. Altri 3 punti preziosi per il Trapani in attesa di trovare il giusto equilibrio di squadra. Dopo i successi di Catania e Trapani, stasera alle 20:30 sarà il Siracusa a tentare il colpaccio sul campo del Cerignola. Per l'occasione Turati potrà contare su un organico più equilibrato, anche se privo di Parigini, operato venerdì ad un ginocchio e per il quale ci sarà da attendere oltre un mese. Domenica di sosta per il Palermo che tornerà in campo la prossima settimana per affrontare fuori casa e su Tirol. Primo bilancio per il DS Carlo Osti.
È una domenica di riposo per il Palermo. La sosta per le nazionali sta permettendo al tecnico Pippo Inzaghi di lavorare sulla sua squadra in vista del match di domenica prossima a Bolzano contro il Südtirol. Una pausa anche per un primo bilancio, soprattutto dopo la chiusura del mercato estivo. A farlo è direttamente il direttore sportivo Carlo Osti. Sono molto contento del mercato che abbiamo fatto, perché diciamo che abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Prima di tutto devo ringraziare il City Football Group per l'aiuto e il supporto che mi ha dato per questa mia seconda fase di mercato palermitana. Le prime sensazioni sulla squadra sono positive. Il fatto che il Palermo sia la squadra più vecchia della categoria ovviamente mi collega al discorso dell'esperienza della squadra. Abbiamo tenuto i giovani che riteniamo siano molto forti e anche questi giovani hanno tutti avuto esperienza in cadetteria. Corona poi è stato molto bene a Pontedera in Lega Pro, quindi abbiamo dei giovani sui quali sappiamo di poter contare in qualsiasi momento. Il DS rosanero soddisfatto anche dell'inizio di stagione del Palermo. Vedo che siamo indicati come la squadra da battere, ritengo che ci siano delle altre squadre che si siano rinforzate o attraverso un mercato intelligente come ha fatto il Venezia, oppure trattenendo dei giocatori di Serie A dell'anno precedente come ha fatto il Monza. Ci dobbiamo aggiungere anche l'Empoli, quindi io dico che noi siamo il Palermo e non dobbiamo aver paura di nessuno, ma nello stesso tempo sappiamo che questo campionato è molto competitivo sia per quanto riguarda la promozione che per quanto riguarda la retrocessione. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. L'informazione torna come sempre alle 14. A tutti una buona domenica.